Al via il progetto Calat Sugul per la riqualificazione del centro storico di Siculiana. L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Peppe Zambito, ha pubblicato un avviso per acquisire la disponibilità alla cessione gratuita da parte dei cittadini proprietari di immobili disabitati, vetusti o abbandonati ubicati nel centro storico al fine di un possibile recupero e utilizzo per un progetto di riqualificazione e valorizzazione dell'edilizia storica e abitativa. I proprietari di immobili che intenderanno aderire all'iniziativa potranno inoltrare su apposito modulo predisposto dall'ente una manifestazione di interesse al Comune di Siculiana dichiarando la propria disponibilità alla cessione gratuita dell'immobile di proprietà. Il Comune di Siculiana si riserva di organizzare con i proprietari degli immobili che aderiranno all'iniziativa appositi incontri tecnici per fornire ulteriori informazioni sul progetto. L'avviso e i relativi allegati sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Siculiana. Il progetto Calat Sugul per il sindaco Peppe Zambito prende il nome dall'antico fortilizio arabo che ospitò le seconde nozze di Costanza Chiaramonte e di quel Brancadoria di Genova citato nell'Inferno di Dante. L'iniziativa per Zambito consentirà di realizzare una mappatura degli immobili fatiscenti e abbandonati del centro storico di Siculiana al fine di agevolare la cessione a titolo gratuito da parte dei privati al Comune, con l'obiettivo di risanare, consolidare e mettere in sicurezza gli immobili in stato di abbandono e al contempo progettare iniziative di sviluppo valorizzando i vecchi mestieri e favorendo le attività socio-economiche.